Il movimento nasce nel cervello, ogni gesto attiva una rete sofisticata. La corteccia motoria primaria che invia i comandi, l'area premotoria che prepara il movimento, il lobo parietale che integra la percezione del corpo nello spazio. È lì che vive un gesto come uno squat o un deadlift ancora prima che venga eseguito. Poi c'è il cervelletto, il cuore della coordinazione. Solo il 10% del volume del cervello, ma con oltre 70 miliardi di neuroni, più di tutto il resto del cervello messo insieme. Precisione, ritmo, apprendimento motorio, è lui che tiene tutto insieme. Coordinarsi è un'attività ad altissimo carico cerebrale, contralaterale come quando usi gamba destra e braccio sinistro, ipsilaterale come nel controllo posturale. È il sistema nervoso che stai allenando, non solo i muscoli. E quando una persona non si è mai mossa, si vede subito, non ha mappe motorie, puoi dirle piega la gamba o attiva l'addome, ma il corpo non risponde perché quella mappa non esiste nel cervello. Il cervello è come una rete di sentieri, quelli che percorri diventano più chiari, veloci, automatici. Quelli che non usi si chiudono, si coprono, si perdono.